Come? Vendetta, paura, Cenerentola è. Ok. Inizio questo verso. La vendetta va servita, congelata, in giornata, rettificata alla persona interessata. Era abbastanza, patetica in questa metrica in sostanza, qualcuno dice ne ho abbastanza, l'amore non è la giusta pietanza, paura, risentimenti, sentimenti menti, alle altre menti deludenti, troppi spenti, troppi subattenti, troppi intoppi altrimenti, irreversibili, troppi, intoppi che scopri, ho dimenticato il resto dei topic. Quali erano le altre parole? Non me ne ricordo, ma va bene lo stesso quando vedi che mi diverto qua. Insincerità, non è che sono insincero, accendo un cielo per davvero, giuro. Mi vedo scuro, mi vedo poco, gioco, in questo loco. Motivi ne avrei, per loro motivi vorrei un po' di vagoni, non farmi la coda, snoda. Fra i titoli di coda, a borda, di rime non a borda, sono una persona ingorda. Ok, adesso viva lui, posso essere un po' più lesicamente rassicurante. Tu parli di paura, è strano se mi spieghi che italiano sul suono. Io non ho paura, altro che vado a tuono. Non so voi che vi guardate, la paura, la trattengo fra mani sudate. Sono cose che vi ho raccontate, narrate, mentre voi vi ascoltate con le orecchie fratturate. Mi dici di parlare di amore, non so dove il cuore batte. L'amore dove il cuore batte, il cervello se ne sbatte e combatte. Dico altre robe per le persone un po' alte. Sono un po' stanco, non sono un po' uscito. Alla fine mi ascolto, mi buco e faccio perché se mi strumento un po' vicino un fiato faccio è l'ultimo respiro, è l'ultimo fiato, è l'ultima parola che avrei alla fine dello spettacolo. Ma lo sei stupito del miracolo, del panorama. Quando una persona lo schiama, non riesce a comprendere la trama. Stamani faccio così come vedi che corro per settimane e mi lascio per le persone più strane. Non mi ricordo la parola per strana che mi ha detto che non sembrava. Ah, Cenerentola! Magari fai più famosi, ti parlo di Cenerentola che non c'entra niente con i promessi sposi. Che vuoi che sia? Ho visto Cenerentola che relativa a Renzo per voler andare con Lucia. Non so voi, cosa pensate? Cenerentola, una tipa che dava in giro una sventola con le scarpe bucate, per fortuna che gli altri le date. È una persona che spicca, altro che testa c'è una zucca. Tu spocchi quando senti con le fiamme perché dici hai 12 giri, tocchi, niente, cambia completamente la storia come cambia la gente. A Cenerentola gli serve la gente, sai com'è, non se l'asciuga. Cenerentola l'hanno usata per un punto lunga e quindi mi stupisco se la scopia e Cenerentola per giro sconvolta. E che pensava che tutto il mondo fosse diverso e che il suo viaggiatore fosse uno perverso. Terziverso, cercano un verso diverso, alla fine magari mi dico un verso e dico come Cenerentola, Rantola, vicino Bidè. È ridotto un po' male, qualcuno la vorrebbe vendicare, ma non c'è cura tale, quando il cuore si spezza, le madri vedono la certezza, è come schiantarsi a 100 l'ora contro un paravanti.
paura aspetta e sospetta ogni tua visione. La tenerezza finisce quando il cervello crea una descrizione, una divisione. Sono troppo filosofico per un filo logico, escogito altre scene per il palcoscenico. Non lo so, qualcuno mi diceva invece Lorenzo aveva troppa paura, voleva sparare senza usare la sicura, ma non aveva un proiettile in canna, aveva solamente una canna senza un proiettile, era ridotta per terra come un rettile. Stava abbastanza, ma in sostanza aveva un pensiero che divergeva. Nemmeno lei sapeva cosa vedeva, nemmeno lei sapeva cosa voleva, nemmeno